Se giugno non fa sudare, pane e vino fa scarseggiare. Che cosa significa? Significa che se nel mese di giugno non abbiamo caldo a sufficienza, durante il corso dell'anno non ci saranno raccolti sufficienti, non ci sarà frumento per il nostro pane e non ci sarà uva per le nostre cantine. Questo oggi ormai è solamente un detto, ma che riflette veramente quanta importanza avevano nella nostra tradizione e nel nostro territorio i detti popolari, che in fondo avevano sempre un che di verità e un che di presagio, avevano una lettura del futuro che ormai oggi non avviene più, perché ormai oggi tutti ci abbandoniamo alle nostre previsioni meteo che ci permettono di organizzare le nostre giornate e anche le nostre vacanze. E a questa vacanza noi vogliamo pensare, ormai essendo nel pieno del mese di giugno, che è il mese delle vacanze, del relax e della bella stagione. La mia chiacchiera di oggi è finita, o meglio la mia ciaccola, e adesso io mi abbandono al mio sfurezzo. Buona giornata!